È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Nico Paz sta attirando l'attenzione di tutta Europa e il Napoli è uno dei club interessati. Il giovane talento del Como, argentino di nascita e naturalizzato spagnolo. È stato una delle punte di diamante della Serie A e di recente ha brillato proprio contro il Napoli, fornendo l'assist per il gol decisivo di Hassane Diao nella vittoria per 2-1. Il giocatore del 2004 sta già attirando l'interesse di grandi club, tra cui Inter, Napoli e diverse squadre europee. Il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, è in contatto diretto con il padre del giocatore e ha già mostrato grande interesse per il suo ingaggio. Tuttavia, il principale ostacolo a qualsiasi trattativa è rappresentato dal Real Madrid, che ha ancora un'opzione di riacquisto nel contratto del giocatore e può riprenderlo per 8 milioni nel 2025, 9 milioni nel 2026 e 10 milioni nel 2027. Il tecnico Cesc Fabregas, che allena il Como, ha elogiato il giovane centrocampista. Le è un piacere allenarlo, diventerà un giocatore speciale. Deve però crescere con calma e senza troppe pressioni. Sta imparando molto a Como. Ora, la grande domanda è: il Napoli dovrebbe provare a investire su Nico Paz prima che il Real Madrid lo recuperi? Oppure il club partenopeo dovrebbe cercare altre opzioni per rinforzare il proprio centrocampo? Lasciate la vostra opinione nei commenti e partecipate alla discussione.